Questi marchi sono importanti questi marchi europei sono importanti poi per la valorizzazione dei prodotti regionali, in questo caso veneti. Sì, sono importanti perché il consumatore chiede qualità, tracciabilità, chiede sicurezza alimentare e quindi ovviamente la spinta, la promozione dei prodotti che hanno un marchio di qualità per noi diventa determinante. Per questo che in questi anni abbiamo spinto moltissimo in questa direzione, molti produttori e molte cooperative stanno andando esattamente in questa direzione. La partita più difficile oggi è il sostegno economico, perché questi grandi sforzi che hanno fatto possa avere anche una ricaduta finanziaria per loro. E allora la Regione cosa fa per questo? Ma allora 4 sono le operazioni che stiamo facendo 2013-2014, una politica aggressiva. Una è ovviamente quella interna, cercheremo di far conoscere anche ai veneti le opportunità che hanno in termini di prodotto agricolo, di prodotto a marchio. 2 è l'intervento attraverso il piano di sviluppo rurale, quindi le risorse che mettiamo a disposizione dei consorzi e degli imprenditori perché possano presentarsi nei mercati internazionali. 3 attraverso un collegamento forte con la Fondazione Italia Cina per costruire un pacchetto di presenza forte non solamente della Regione Veneto ma anche di altre regioni che stiamo trainando con noi in Cina, perché si possa aprire un mercato importante per le nostre produzioni, quelle che ovviamente hanno anche la quantità. E poi invece una politica di incoming, 250-300 persone che arriveranno, grossisti, importatori e giornalisti di settore, che verranno da est a ovest in Veneto, da Venezia a Verona, a conoscere le nostre produzioni e insieme alle nostre produzioni il paesaggio, la cultura e anche il turismo. Allora manifestazioni come queste possono servire all'interno di questo progetto? Io credo di sì, perché una fase importante è anche la sensibilizzazione e il coinvolgimento non solamente dei produttori ma anche ho visto delle scuole, dei bambini e anche ovviamente una comunicazione che viene data a livello regionale perché i cittadini siano coscienti di cosa hanno a disposizione. Il progetto Veneto già fa capire che c'è una forte attenzione a questo territorio a 360 gradi, quindi su tutti i settori, compreso poi la parte sociale, quindi che in questo momento ci guarda e ci vede coinvolti anche con attenzione per le difficoltà sicuramente delle famiglie. Nel mondo agricolo, agroalimentare, da tempo lavoriamo internamente e esternamente. Esternamente sicuramente da subito con la tesoreria della VEPA, che è stato uno dei primi segnali di Friuladria nel Veneto, e poi anche con la collaborazione e la partnership con Fondazione Nord-Est, con la quale abbiamo in atto un lavoro di analisi del mondo agroalimentare, e questa ci serve sicuramente molto per far capire da una parte l'attenzione che noi diamo al comparto agroalimentare e quindi all'imprenditoria di questo segmento, ma anche poi per noi per capire ed anticipare con le nostre scelte, i nostri indirizzi e anche i nostri prodotti quelle che sono effettivamente le esigenze che ha questa imprenditoria. Non dobbiamo dimenticare soprattutto che la valorizzazione che sta cercando di dare Veneto Agricoltura a questi prodotti è proprio cercare di fare in maniera di trasmettere l'immagine di bontà di questi prodotti, valorizzare quello che il produttore fa, valorizzare l'alta certificazione di questi prodotti, per cui vuol dire ancora una volta che Veneto Agricoltura sta cercando di impegnarsi per il mondo rurale, per il mondo soprattutto dell'agroalimentare, in un'ottica soprattutto di trasmissione e di pensiero, diciamo, per cercare di fare in maniera di portare a conoscenza quella che è la bontà dei prodotti e quello che deve essere portato assolutamente di buono sulle nostre tavole, soprattutto per i nostri ragazzi, così come avviene oggi.